domanda come ti fai, no ma che cibo che c'è nuovo vuoi ce lo dai, e una volontà legale con una cosa che un po' fai. Ma io non ho capito cosa dovrei te lo voglio ripetere. Lei era una giurista che aveva un conto in banca abbastanza sostanzioso e faceva una vita altolocata, alta quindi anche la posizione sociale, che la vedeva arrivare dall'alto del metro d'aria che si metteva sotto le scarpe perché lei camminava così. Il suo sguardo sempre pieno, proiettato in avanti, stilosa. Arriva in questa hall dell'albergo e col suo fare, la sua parlantina, dice all'uomo della hall: senta lei, sono appena arrivati in quest'isola, che sarà bellissima pure, ma i servizi che ci avete bascito. C'è stato il regno che una volta che la prendi veramente ti viene voglia di buttarti al mare e di battere tutto a braccio fino alla Sardegna. Se ti pigli un aereo, per carità, ti devi dormire all'aeroporto perché altrimenti forse non va niente per la prossima settimana. Ti vuoi pigliare il taxi? Vabbè, insomma, quelli che non si sa quando arriva quando parte. Il treno poi, ma quello non chiamate il treno, ma quello non chiamate il treno, aspetta, hai mandi subito il ragazzo delle valigie che le dovresti da fare su in gamba, perché forse è l'ultima volta che viene in questa dannata isola. Arriva lui, l'uomo che invece guarda solo in basso, perché è triste la sua posizione, intimo il suo lavoro, deve strisciare, raccogliere quelle valigie e portarle nella camera del VIP di turno. Ma il suo lavoro è triste perché pensate che l'ha scelto basso perché arriva prima le valigie, perché il tempo è denaro, calcoli, economia, anche in queste cose, insomma. Quando è basso è triste, lei trova solo in alto. A un certo punto i loro sguardi si incrociano stranamente e nasce questa storia d'amore, che due centri sociali opposti, due mondi diversi si incontrano, l'amore fa delle cose, guardate che non lo so come si fa l'amore, cioè cosa fa l'amore, non lo so. Ma questi qua si guardano, si amano, si vogliono e succede quello che è successo insomma nella canzone, ma lui vuole ringraziare lei perché ha ricevuto questo accetto così passionale che non sa quantificarselo, è un po' mischiato l'inglese, un po' il sardo, un po' l'italiano, per dire a lei quanto abbia gradito, dice più o meno scusa, come hai detto? Non ci sembra, non puoi dire